sta così, ma non si può campare, meglio morire. Mia moglie dice vai a faticare, lattina mossa capimmo a mangiare. E vogliono tengono fame, non c'è pasta, non c'è da comune. Qualcosa che ci tira un po' su, non si trova chiudi in sta casa. Giro per tutta la città, ma fatica non ce ne sta. Tutti mi dicono c'è tanta crisi e nessuno ci può aiutare. Sta crisi è diventata antipatica, perché ti sono occupato con bambini. Mi parlo nei giornali, non la sento la TV. La gente ti individuo, come noi non sa che fare. Sta crisi è diventata antipatica, ti toglie pure la voglia e fa la povera. Non tengo manca forza per poter più camminare. Ci volessero bello vabbè, ma zucchero non ce n'è. A crisi si sente, è sempre presente. Ma come si fa una soluzione ma trovare? A crisi si sente e nessuno fa niente. E chi sta al governo soltanto per quello ci sta a pigliare. La crisi colpisce ancora. Siamo in questa piazza per sapere cosa ne pensa la gente. Scusi? Prego. Volevo fargli qualche domanda riguardo la crisi che oggi sta colpendo tutte le famiglie italiane. Lo so. Mi dica. Secondo me la crisi si sente, è sempre presente. Quando io sono non riesco a dormire, come me stesso sta vita così. Pure la luce mi stanno a tagliare e non riesco manco a casa a papà. E vogliono tengono fame e ti sento male in domani. Ci vorrebbe una rivoluzione, ma questa fame nessuno può fare. Sta crisi è diventata antipatica, perché ti sono occupato con bambini. Mi vanno nei giornali, non la sento la TV. La gente ti individuo, ma non sa che fare. Sta crisi è diventata antipatica, ti toglie pure la voglia e fa la povera. Non tengo manca forza per poter più camminare. Ci volessero bello vabbè, ma zucchero non ce n'è. A crisi si sente, è sempre presente. Ma come si fa una soluzione che mi ha trovata? A crisi si sente e nessuno fa niente. E chi sta al governo soltanto per quello ci sta a pigliare. Non tengo manca forza per poter più camminare. Ci volessero bello caffè, ma zucchero non ce n'è. A crisi si sente, è sempre